Per la prima volta in Veneto è stata portata a termine una procedura di donazione a cuore fermo. In sostanza sono stati espiantati da un paziente il cui cuore non batteva più polmoni, fegato e reni donati a pazienti che si trovavano in lista d'attesa. È accaduto all'azienda ospedaliera di Padova, un'ulteriore opportunità resa pienamente possibile dalla normativa vigente e dalle attuali tecnologie per offrire, dopo la diagnosi di morte, a coloro che si sono espressi in vita a favore della donazione, l'opportunità di vedere concretizzata la loro volontà, nonché un potente strumento per l'ampliamento della proposta di organi destinati ai pazienti in lista d'attesa al trapianto. In Veneto il programma di donazione a cuore fermo era attivo dall'inizio del 2017 presso l'azienda ospedaliera di Padova. Nello scorso anno erano stati gestiti 4 potenziali donatori, ma a seguito delle valutazioni di idoneità e di sicurezza per i riceventi non era stato possibile procedere al loro impiego. Prima di tutto esprimo cordoglio e gratitudine alla donatore e alla sua famiglia per un gesto di generosità che è sempre straordinario. È grazie a loro e all'efficacia e alla professionalità dell'organizzazione che la sanità veneta ha varcato una nuova frontiera, ha affermato il presidente della regione, Luca Zaia. Attualmente in Veneto sono più di 1200 i pazienti in attesa di un organo per trapianto.